Cambiamo argomento, lasciamo la cronaca, ci occupiamo di turismo. La Sardegna viene premiata in questi giorni, in queste settimane, dai mercati extraeuropei, lo rivela l'Agenzia Nazionale del Turismo, che evidenzia il boom di arrivi da Stati Uniti, Giappone e Russia. Nel principale scalo sardo dell'isola, intanto, sono queste le settimane più calde. Temperature bollenti in questa estate capricciosa, e a crescere in queste settimane non sarà solo la colonnina di mercurio, ma pure le presenze di turisti che da qui a qualche settimana toccheranno nell'isola i consueti picchi massimi dell'alta stagione. I'm from Poland. From Poland. From Russia. Norway. Reggio Emilia. Nell'aerostazione di Elmas, primo scalo sardo per numero di arrivi e partenze, è un via vai di valigie e il punto di informazione accoglie ogni giorno decine di stranieri a caccia di delucidazioni. Villa Simius e Pula tra le mete preferite, ma non sono da meno le dune di Piscinas o quelle di Portofino. Cagliari and Villanova Forno and Carlo Forte. Andiamo a Portofino, da un mio amico sardo. Quanto tempo? Per una settimana. Per 10 giorni, solo per 10 giorni. Siete qui a Cagliari? Certo, a Cagliari. We're staying in Calgary, yes. Faremo qualche giorno in una casa al mare, poi al paesino un po' all'interno di mio marito. Secondo un sondaggio stilato dalla Sogaer, la società di gestione aeroportuale, e basato sugli arrivi degli ultimi 12 mesi, crescono a sorpresa i turisti non europei come russi e statunitensi. Un dato in linea con lo studio dell'Agenzia Nazionale del Turismo, che proprio oggi parla di un più 15% di presenze extraeuropee anche per la Sardegna.